Condividere gli obiettivi per avere più forza a Roma e a Bruxelles. Questo è l'intento dell'iniziativa della sezione veneta dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che chiama a raccolta il 22 settembre a Verona i 499 sindaci iscritti dei 563 comuni che compongono la nostra regione. Tanti i temi in discussione, ad iniziare dal futuro dei servizi sociali, ora che dalla regione stanno stabilendo quali saranno gli ambiti territoriali. Dobbiamo capire innanzitutto che soggetto individuare che possa gestire questi servizi sociali e poi capire il finanziamento, la quantità di finanziamenti, come verranno erogati i servizi, perché sono i comuni chiamati poi ad essere sul territorio, ad essere vicini ai cittadini, e la regione per questo deve assolutamente ascoltare i comuni. Altro tema sarà la fusione tra piccoli comuni. La Regione del Veneto crede di poter incentivare questa attività di riunione, di aggregazione dei comuni, ponendo quelle che possono essere le condizioni, quindi un aiuto da un punto di vista economico, un sostegno dal punto di vista del disegno dei servizi che vengono dati, e sicuramente si cerca anche di stabilire delle norme che favoriscano le fusioni piuttosto che disincentivarle. Altro tema di confronto sarà la desertificazione di personale, ma anche di giovani che vogliono fare i consiglieri, gli assessori o i sindaci, scoraggiati dal continuo cambio delle regole. Lo ricorderemo il 22, ci sono praticamente ogni mese circa 2 provvedimenti legislativi che vanno a cambiare competenze, responsabilità, modalità esecutive rispetto a servizi che devono e compiti assegnati ai comuni. E aggiungo, manca sempre più personale, ma che i giovani e gli altri hanno scelto comunque altri filoni lavorativi, per cui ormai sta succedendo in quasi tutti i concorsi che c'è una carenza di vocazioni. Ma forse il tema che unirà ulteriormente tutti i comuni veneti è la difesa delle risorse promessa dal governo con i fondi europei. Noi abbiamo raccontato ai nostri cittadini qual era la nostra visione di città e come ci presentavamo di fronte a questa grande opportunità. Adesso rischiamo di veder saltare il banco perché magari queste risorse vengono spostate. Non credo che sarà il caso del Veneto, perché fortunatamente, proprio perché siamo virtuosi, siamo già in una fase molto avanzata dei cantieri. È altrettanto vero che noi facciamo della programmazione un nostro elemento essenziale. Per programmarci dobbiamo avere delle regole chiare e soprattutto sempre le stesse dall'inizio alla fine dei processi.